Non ci sono limiti in ordine di grandezza e di livello a ciò che potrebbe emergere dall'inchiesta, lo conferma oggi il colonnello Renzonisi. Di ora in ora l'indagine sul caso Mantovani porta a pensare che l'esito finale possa essere equivalente a una valanga. Le fiamme gialle non pongono steccati all'indagine sul maxi giro di fatture false con la creazione di fondi neri per milioni di euro destinati a tangenti. La fase 2 dell'inchiesta, che in un primo step ha già portato in carcere fra gli altri Pier Giorgio Baita e Claudia Minutillo, è appena iniziata. Gli investigatori stanno tracciando il percorso dei fondi neri che porta all'estero e stanno per ampliare a vasto raggio il numero degli indagati, perché sarebbero molte le società che avrebbero usufruito delle false fatturazioni. E anche per questo, dopo che le fiamme gialle hanno visitato molte aziende anche regionali come Veneto Strade, che da Palazzo Balbi arriva un chiaro segnale di collaborazione, lo annuncia lo stesso governatore Zaia con un impegno a brevissima scadenza. Martedì in giunta verrà istituita una commissione di inchiesta interna, non un'indagine parallela a quella della finanza, ma un supporto di collaborazione nel segno della trasparenza. Ieri l'interrogatorio di garanzia della Minutillo, ex segretario di Giancarlo Galanni e manager della Adria Infrastrutture, che si è difesa sostenendo di prendere ordini da Baita. Lunedì, nel carcere di Belluno, l'atteso faccia a faccia con il GIP dell'amministratore delegato della Mantovani, l'uomo principale nel mirino dell'inchiesta. In carcere perché secondo il magistrato il pericolo di fuga ma soprattutto di inquinamento delle prove era elevato. Baita e gli altri coinvolti nell'inchiesta come la Minutillo e il sammarinese Walter Colombelli, ma anche il padovano Nicolò Buson, sapevano di essere nel mirino dei controlli già dal 2011, anno della prima perquisizione alla Mantovani. Lo dimostrano le intercettazioni telefoniche, quelle messe in atto dallo stesso Colombelli, negli ultimi tempi diffidente con tutti. Insieme cercavano di concertare risposte credibili da fornire sulla loro conoscenza e sui loro affari. La politica intanto attende e Zaia non esclude l'ipotesi di costituzione di parte civile a un futuro processo.